ieri, quando ho saputo ufficialmente che stamattina iniziassero i lavori, sono stata stracontenta. Operai al lavoro nell'orto di Elfrida, il negozio di ortofrutta distrutto neanche un mese fa dalla vettura dei giostrai in fuga in viale Luzzati. I danni sono davvero ingenti, il soffitto è puntellato, il muro sventrato, la vetrata e la porta distrutte, ma almeno Elfrida Tosca e la sua collega Eleonora possono vedere l'inizio di una ripartenza. Per aiutarle c'è stata anche la solidarietà di molti trevigiani, incalzati pure dall'appello del governatore Zaia. C'è stato più riscontro in negozio che con la raccolta tramite l'IBAN. In negozio la gente è venuta, hanno fatto la spesa, hanno versato quello che ritenevano. Una solidarietà concreta, quella dei clienti, attraverso la spesa. C'è stata una bella solidarietà, abbiamo proprio sentito l'affetto loro. Ma di fronte alla generosità di molti c'è stato anche qualche sgradevole episodio legato agli haters, persone vili che nascondendosi dietro lo schermo del PC fomentano odio ed insulti. Che mi viene a dire che sono la pezzente, la morte di fame, questa è una battuta gratuita che non l'accetterò mai. Io non gli auguro a nessuno di trovarci il giorno dopo a vedere la sua attività sotto le macerie, e ho capito cosa significa quando tipo i terremotati, no? Cosa si prova, è così. Ma Elfrida non perde il sorriso e pensa quando finalmente potrà ripartire. Vediamo le possibilità che ho, ma comunque qualcosa, una bella inaugurazione sicuramente ci sarà, una ripartenza ad hoc.